scrive? Conosceste per caso un certo... Facite la pressa che c'è un amico ospitale. Un certo Antonino Esposito. E voi chi siete? Perché voi cercate? Io sono l'ispettore Procopio, esattore delle tasse. Antonino Esposito. Chi sei su? Antonino Esposito. Antonio Esposito. È la stessa cosa. Ah! No, non conosco, restiamo. State con tu. Ma che brandadore! Antonino Esposito! Antonino Esposito! Sono ancora senza parole. Non posso ancora crederci che quella povera Blondie sia morta. Ma lei è un parente? No, signorina, io non l'appartengo. Io ora le spiego. Io mi chiamo Lulu e sono il direttore del corpo di ballo del Salone Margherita. E Blondie ha lavorato per me nel mio balletto. Poverina, era una ragazza sola che veniva da Parigi, dove non aveva nessuno, né genitori, né fratelli, neanche un fidanzato. Insomma, nessuna anima che le volesse bene a questa. E quindi era orfana? Così mi dissi. Così io la provai nel mio balletto e dico che non era un grande, però uno splendore, bellissima. E siccome pure avevo preso a cuore la sua situazione familiare, non ho riuscito a dirgli di no e gli ho dato lavoro. Troppo. Quindi lei lo sapeva che Blondie aspettava un bambino? Assolutamente no. Blondie era andata via l'anno scorso dicendo: Lulu, ho trovato il mio principe azzurro. All'anima del principe azzurro. L'ha messa incinta e poi l'ha abbandonata. Ed è morta da sola. Ma per fortuna che c'era lei, che l'ha fatta compagnia fino all'ultimo respiro. Ma la prego, continui pure, mi dica. E le dicevo, era andata via l'anno scorso e da allora neanche una telefonata. Poi, improvvisamente, signorina mia, ieri sera si è presentata davanti a casa mia con un pancione. Io quasi non la riconoscevo neanche. Certo che doveva essere proprio disperata per rivolgersi a lei, E cosa vuole intendere? Guarda, signorina, anzi, guarda, cara Croce Rossina, che fra me e lei vi è una sola differenza. Ah sì, e quale? E lei ha una cosa in più a me e nient'altro. Comunque le dicevo dove poteva andare, povera Blondie. Così immediatamente ho telefonato il suo Carlo, sperando che la potesse salvare da quelle terribili emorragie. Quanto sangue! Pensi, l'anno scorso ho conosciuto un persiano, non un gatto, mi raccomando, un omaccione che mi ha regalato dei tappeti. Purtroppo sono sporchi, sono rovinati, io li devo soltanto buttare. Immagino. Ma guardi che noi abbiamo fatto il possibile, mi creda, ma era troppo tardi. L'emorragia era già troppo avanzata e poi aveva perso troppo sangue. Solo un miracolo poteva salvare quella povera ragazza, E purtroppo questo miracolo non c'è stato. No. Fortunatamente il suo bambino è salvo, Anche se non so se per lui è o meno una fortuna. Ma senta, lei guarda a me. Signorina cara, non ci pensi, perché io sono impegnatissimo, io ho una vita notturna, poi sono un artista, gestisco un teatro, ho impegni, la mia agentina è sempre piena e non potrei mai adottare un bambino, ed in particolare poi il bambino di Blondie, il figlio di Blondie. Ma potrebbe tentare. Non insista, per piacere non insista, perché io non lo farò. Anzi, io le confido un segreto, non c'è nessuno ne approfitto. Mi dica. Senta, lo sa, io sono madre. Veramente? Signorina, ma che cosa avete capito? Non vorrei dire che sono una madre naturale. E perché mia sorella un po' di anni fa perse la testa per uno sprovveduto, scappando via di casa. E quella disgraziata lasciò a casa mia le sue bambine di 6 mesi.
Io per anni ho fatto delle ricerche, però le devo dire la sincera verità, non si è fatta trovare, non sono riuscita a trovarla questa. E la bambina? La bambina che dovevo fare, mia cara, l'ho tenuta con me i primi tempi, però di notte piangeva sempre. E quando dovevo pulirlo, io mi sporcavo tutto, le mani, le unghie. Immagino. Come le ho detto pure, sai, di notte io sono impegnatissimo. Per cui una volta mi sono deciso e gli ho detto, adesso tu fai questo, io non ne posso più. E l'ho regalata. Cosa ha fatto? L'ha regalata? Sì, l'ho regalata ad una vicina di casa. L'ho regalata a questa ragazza, a questa famiglia che non potevano avere anche nessun bambino. Per la mia fortuna è stata che dopo un anno si sono trasferiti a Roma e io da allora non l'ho più vista. Oggi, se non sbaglio, dovrebbe avere, sì, faccia fare bene il conto, un 6 anni dovrebbe avere. Non ho capito, non gliela fanno vedere? Non è che non me la fanno vedere, sono io che non la voglio vedere. Ormai a me non mi appartiene più, io l'ho regalata. Però, non è che sono così cattivo. Per Natale e Pasqua le mando dei soldi e finisce l'anno. Ma adesso io le sto raccontando la mia vita, basta parlare di me. Ritorniamo al nostro problema principale, a Blondie. Già. Ora che ci penso, carissima, perché il bambino di Blondie non lo regalate? Regalarlo? Ma come faccio? E poi a chi lo regalo? A chi? A quella coppia che è venuta questa mattina nel suo studio, e non mi dica che sono un ficcanaso perché io non so niente, ed in particolare in questo basso non si conosce mai niente. E se non sbaglio, la moglie ancora non lo sa. No. Se così fosse, lei può fare una cosa. Può parlare con il marito ed il gioco sarà fatto. Ecco, regalatelo a loro. Ma no, non posso. E poi io al dottor Carlo che cosa gli dico? Sciocchina, io ti devo insegnare tutto, eppure sei una donna, queste cose le dovresti capire, ma purtroppo... Senta, in questi ci sono 10 milioni. Questo è l'incasso del teatro di ieri sera, li sto portando in banca. Con questi soldi lei può tappare la bocca a chiunque, compreso anche il suo carissimo dottorino. Prendete. Sapete, io così mi libero da un peso e mi pulisco la coscienza, perché ero troppo affezionato a quella povera ragazza. Però le ripeto, io il bambino Non lo posso può tenere, ho capito. Avete capito? Ho capito. Allora, accetta. E va bene, non mi vuoi accettare? No. Sì, sono Certo che accetto. 10 milioni. Prendo questi soldi e dal resto penserò tutto io. Così voi avrete la coscienza pulita, va bene? Sì, ti ringrazio. Allora, io ti saluto. Me Arrivederci. ne vado. Ciao, cara. Arrivederci. Non ti staccare, cura. No, Cura la pelle. non preoccuparti. Scusate. No, stavo pensando così. Ma se il padre di questo bambino si fa vivo, Il padre di questo bambino, io da che sappia, Blondie è stata abbandonata, per cui non penso che si faccia vivo, lei mi capisce come succedono queste cose. sì, ma se succedesse, Se succedesse, cara, i 10 milioni lei li ha messi in tasca. Penso che bastino, per cui ti saluto, me ne vado. Ma curati, c'è anche io un pochettino arida, se vuoi passa per casa, ti do tante creme che no, c'ho. grazie. No. Ciao cara, ci vediamo, ciao bella. Ciao. E allora che cosa mi invento? Che cosa mi invento? Certo che a 10 milioni non ci rinuncio. No. Ma sì. Non c'è. Ma non fa così, non c'è, non sai, ma fai niente pure a me. Non sai, pozzo prima, mannaggia di no.
Tony, mamma, ma dicimene, ma ti mai trovato nella situazione umana? Ringraziando di no. Tony, ma come faccio? Come faccio a dicere alla moglie, come creatura morta? Come faccio, Tony? Ma tu ci pensi? E non è più 10 anni che la povera moglie mia aspettava questo creatura. Hai ragione, la notizia non è buona. Non mi si manda a fare un isso, coraggio. Perché se tu sei forte tu, come può essere una rovina che è figlio? E ciò è no? È facile, dice. Tony, è facile, dice. Ma che dici? Sei ancora giù. È una creatura si può sempre avere. No. Tony, non è questo, Tony. Tony, non è questo. E sai che è? La creatura è morta. Ho detto che non è pure. Tommaso Malfettore, vi raccomando. Vostra moglie non sta bene. E voi non potete tentare più di avere un bambino, se no vostra moglie muore. Ma per voi queste cose non ne sai, cioè. Voi che tu parla, ti credi che io. Sì, sa, facciamo una cosa, io assietto prende il capo. C'è una bella cosa forte, potete tirare su, capisci? Assietto il capo, c'è una bella macchinetta di caffè. Assietto, non la forte. Meno male che tu tieni sempre questa voglia di ridere, di pazziare, di zombare, insomma. Ma va a comprare il tuo bagno a pigliare, ok? Assietto, vuoi che caffè? Che ci faccio? Siamo a momento 10 minuti. Tony, io non lo so, in questo stato tu mi chiedi pure 10 minuti. E che ci ti muovi? Anzi, che mi ritimo. Un caffè a pigliare. Vuoi che caffè? Non va. Beh, che ci vanno 10.000 lire per pigliare il caffè, Tony? Ma non è che se sai che lei. Corretto. Se tu vai in tuo bar e ci vai a avere una bella carta di 10.000 lire un barrizzo e ordini un po' di caffè, fai una bella figura. Mentre invece, figlia mia, che voglio tutti questi soldi spicci che tengo in la sacca per poi, tu mi capisci, no? Tu mi... Io ti capisco, ma tu mi capisci a me, meno male che stanno soltanto noi qua, e non ci stanno i show. E dai, ci sempre capito, che lì è il tuo problema. Tony, io non tengo manco una vita. Poi, che stanno a posto. Babbo, Maurizio, questa volta parliamo, boh, Grazie, ogni tanto, insomma. Ma subito andiamo, orecchioso. Grazie, grazie. Mamma lo carma, ne aiuta tu. Come faccio? A già ridere o a già cagare? Eppure tutto mi conosce. E tutto sanno quando pazzia o quando faccio bene. E mo come faccio? A far capire a sta gente che non voglio chiacchierare. Voglio solamente che la bella Maronna mi dà una mano, sta aiutando e fa che finisce tutto tranquillo. Signore. Buongiorno, signor Tommaso. Buongiorno, signore. Buongiorno. Ce l'avevi detto già mia moglie. Beh, signor Tommaso, forse non sarebbe ancora il caso di dirglielo, Perché forse non è morto. Come non è morto, signore? E beh, volendo, si può far resuscitare il bambino. Resuscitare il bambino? Già. Ma che mi ha mandato, signore? Quando mi ha mandato la cielo, signore? Come ci dobbiamo capire? Ora vi spiego meglio, signor Tommaso. Quella ragazza francese che è morta stanotte con un'emorragia, vi ricordate? Era incinta ed il suo bambino si è salvato. E mi dispiace perché sta guagliona francese che è morta stanotte. Che si è salvato pure un guaglione. Ma io che c'è zitto, signore? Vedete, la ragazza è orfana ed il padre di questo bambino non esiste. E non esiste perché, voi mi capite?
No, signori, mi dispiace. Ma purtroppo, signorina, voi parlate troppo a così, noi siamo persone del basso, signorina. E purtroppo queste scendazioni e salizioni, come voi parlate, non tanto riconosco. Vedete, la ragazza era una ballerina, un'artista, una donna che amava la libertà e che di certo non si legava a nessun uomo. Mi capite? Mo mi pare che assumono poi Per cui il padre di questo bambino sarà sicuramente uno dei suoi tanti corteggiatori di una notte, uno che non sa nemmeno di essere padre. No, signorina. Ancora non mi avete capito. Signor Tommaso, io vi sto dicendo tutto questo perché la ragazza è venuta da sola questa notte allo studio in cerca di aiuto. Anzi, precisamente è andata dalla sua amica del cuore, una certa Nunu. Questa amica purtroppo mi ha riferito che lei il bambino non lo vuole, dice che non lo può tenere. Lei vuole solo dei soldi. Per cui ha incaricato me di vendere il bambino. Vendere il bambino. Signore, io non è che non l'avevo capito. Io qualche cosa già l'avevo afferrato all'inizio. Esatto, lo volete comprare, signor Tommaso? Comprare un bambino. Comprare un bambino. Ma sapete, è una cosa un pochettino strana che mi viene in mente ogni tanto quando ci penso. Sono giù ai 5 anni che io e mia moglie siamo andati in cerca di poter adottare un bambino. E mi dovete credere, signorina, ma quanta strada, quanta vita mi sono Questa è una grande occasione, signor Tommaso. Lo so, signorina, vendere un bambino. E ci stanno accattando un sacco di patane, signorina? Non è quello, signor Tommaso. Io immagino e capisco che vi sembra tutto così difficile. Ma non vi preoccupate, io vi assicuro che diventerà tutto semplice se sarò io personalmente a combinare il tutto. Guardate, basta semplicemente alterare queste carte e far risultare che il figlio della ragazza francese è di vostra moglie e che il figlio morto di vostra moglie, oh scusatemi tanto, vostro figlio, è della ragazza. Beh, certo che, signor Tommaso, per alterare queste carte io devo comprare 2 silenzi, Giusto. Quello dell'amica della ragazza, cioè Nonu, e quello del dottor Carlo. E voi lo facete senza soldi, signore, voi non volete manco la vita, è logico. Io? Per l'amor del cielo, signor Tommaso, come vi permettete? Io sono una persona del bene. Guardate che se faccio tutto questo è perché mi dispiace che quel bambino vada in orfanotrofio. A me quando mi dispiace. Quando invece sta pensando che potrebbe averlo quella povera donna disperata, cioè vostra moglie. Ma dico, signor Tommaso, ci pensate che schianto quando le diremo che il bambino è morto? Lo desiderava da tanti Ma che vuoi vicino a fare, signorina? Per non dire poi quando le dovremo informare che in futuro non potrà assolutamente più concepire, signor Tommaso. Grazie, signorina, grazie che me l'avete ricordato. Va bene, ho capito. Signori, facciamo a capire che carta sanno fare, quando volete, che mangerà. Come vi ho detto, devo comprare 2 silenzi e quindi... Aspettate, signorina, ricordatevi una cosa solamente, prima che mi recite quando volete e quando mangerà. Ricordatevi solamente che io sono povero, signorina. Noi siamo gente del basso come mangia lì. Sì, questo lo so. 2 milioni, signor Tommaso. 2 milioni. Vi ho detto, devo comprare 2 silenzi, non è una cosa semplice. Io qui rischio anche il mio lavoro. Cercate di capire. Ma ha detto io, signorina Pimolio. Signorina, io alla fine esco con pianino e voglio cantare per dire che sapete com'è? I canti, e qualcuno che mi sente che si diverte. Mi portano una lì, 2 lì. Ma non è che tengo tutti questi soldi. Credetemi, vi giuro, signorina. Aiutatemi, perché mo mi avete detto una cosa che io non riesco, insomma, a stare tranquillo. Tengo una cosa stipata. Sì, signorina, ma certamente non arrivano a questi soldi che voi dite. Sono sacrifici che abbiamo fatto io e mia moglie. E fatemi capire, a quanto ammonta questo frutto del vostro sacrificio, come lo chiamate voi?
Signori, massimo tengo 500.000 lire. Quando tenete? 500.000 lire, signori. Signor Tommaso, sapete che volete fare? Fate una cosa. Dimenticatevi tutto perché non se ne fa niente. Sono troppo pochi. Mi dispiace. No, signori, aspettate. Come sono pochi? No, assolutamente. Non se ne fa niente. Voi Fate dovete- finta che non abbiamo detto niente. Voi dovete pagare subito, signorina. tutto Subito? questo. Non potete un pochettino aspettare, signorina. Assolutamente, signor Tommaso, no. E come faccio? Comunque sono troppo pochi 500.000 lire. Va bene. Oh no, perdono. Perdono, no. Signori, pigliate. Signori, mi ha dato nonno mio. Quando mi ci fatto la prima comunione, pensate quanti anni sono che lo tengo. Pigliate, signori. È l'unica cosa che tengo, signori. Sono poche, Sono poche. Signori, che sia fede quando mi sono sposato con moglie, ma ci spugliate tutte quelle cattarelle, tutte anche di vicino, pigliate. Questo è tutto quello che possedete. Ma voi state pazzando, signori? Ma voi visto la crede che state parlando con un onorevole? E va bene. Ma mi raccomando, signor Tommaso, non dovete farne parola con nessuno. Ma che siete pazzi, signori? No, altrimenti potreste perdere il bambino, io vi avviso. Sarò muta come un pesce, Bene. non vi preoccupate. Bene, io ora vado nell'archivio Sì. e poi porterò il bambino a vostra moglie. Signori, E voi ricordate, signor Tommaso, no, che c'ha fa prima? i soldi. Ma lasciami, signore, No, non vi dimenticate, i soldi.